È partito oggi l'iter per la discussione del bilancio regionale. La prima commissione ha convocato le parti sociali e i rappresentanti degli enti locali per sentire la loro opinione sulla nostra proposta. Questo per permetterci, prima di fine anno, di portare a casa un bilancio per far sì che già dal 1° gennaio si possa andare subito ad intervenire, a fare investimenti e far sì che la macchina amministrativa regionale possa essere operativa e di riflesso tutto ciò che può dare anche il territorio. Di anno in anno, ricorda il Presidente della Commissione Bilancio in Consiglio regionale, ci accorgiamo come le risorse pubbliche a disposizione siano sempre meno, a fronte invece della crescita dei problemi di cui la società veneta è afflitta, causati dalla crisi economica che ancora sta dispiegando i propri effetti negativi. È bene ricordare, sottolinea ancora Finaozzi, che se la Regione del Veneto imponesse un prelievo fiscale al massimo delle proprie possibilità normative verrebbe raccolto più di 1 miliardo di euro. Tuttavia preferiamo lasciare questi soldi nelle tasche dei cittadini e delle imprese per attenuare il più possibile gli effetti negativi della crisi. Per il vicepresidente della Commissione, il democratico Stefano Fracasso, sono due gli aspetti ai quali il Consiglio dovrà riservare particolare attenzione in questa fase. Innanzitutto quella di assicurare il cofinanziamento dei fondi europei, soprattutto per quanto riguarda il sostegno alle imprese, alla ricerca e all'innovazione e al settore dell'agricoltura. E l'altro un richiamo all'attenzione alle situazioni di disagio sociale, anche di povertà estrema, che purtroppo ci sono anche in Veneto, e su questo c'è bisogno che il bilancio del prossimo anno dia qualche risposta in più.